Siamo in compagnia del dottor Marco Rossi, vicepresidente dei giovani imprenditori di Rovigo. Molto piacere di conoscerla, dottor Rossi. Lei parla spesso con un termine che sinceramente colpisce sempre, dell'imprenditore strabico, che ha da un occhio sulla quotidianità dell'azienda e sull'altro oltre i cancelli dell'impresa. Quanto è difficile oggi proprio per un giovane imprenditore tenere insieme concretezza e visione? Allora, devo dire, è un'impresa molto complicata, molto complessa, che richiede un po' di esercizio. L'impresa, grande o piccola che sia, nella sua complessità e nella sua quotidianità, tende a trascinarci nell'operatività, e l'imprenditore tipicamente è innamorato della sua impresa e quindi vuole risolvere i problemi. Deve però ricordarsi che i problemi di oggi non devono diventare un limite per lo sviluppo del futuro, e lo sviluppo del futuro si fa necessariamente guardando al di fuori dei cancelli dell'impresa, sia per quello che è un tema di innovazione, quindi di contenuti, di sviluppo, di tecnologie, quindi frequentare associazioni, frequentare laboratori, frequentare centri di ricerca, ma anche per quello che sono i trend di mercato. Quindi l'imprenditore deve avere la capacità e la possibilità di vivere il mercato, vivere l'impresa, parlare con i clienti, e questo è fondamentale insieme alla frequentazione dei centri di ricerca per creare e costruire quello che è il futuro. In più la visione, costruire una visione sul futuro, su quello che vuole essere la direzione a 5-10 anni, deve rimanere un faro per poter agire sulla concretezza e sull'operatività quotidiana. Voglio dire che molto spesso per un imprenditore che si trova ogni giorno a gestire risorse e effettuare delle scelte, è talvolta più difficile decidere cosa non fare rispetto a cosa fare. E il non fare rientra in quello che la visione ci dice. La visione ci dice dove vogliamo andare, e quindi diventa un po' più semplice decidere le priorità e quindi le cose da non fare. Grazie mille. Grazie.